In programma. Ecco, adesso. Non è possibile. Ti devi sedere sulla mia. È andato. Non inizia. Buongiorno. A breve inizierà la diretta Buongiorno. del match under 18 tra Paolo Trieste e N Brescia per la settima giornata di campionato nazionale. Under 18A. Juniores. Qui alla piscina Bruno Bianchi di Trieste. Guarda che guarda di fare pensare che era quella per Brescia in Sicilia. Ma perché se la ricetta che è molto posso se non la nuova. No, io voglio del Savona che era in questa partita di Giulia. In Piemonte, scusami. Io pensavo che Brescia era più in basso. No, Brescia la conosco da Rosco che ci buttava Brescia. Che cazzo dite? Oh, ma sai, guarda che cazzo ho trovato. Non so come si chiama. Il grado di zona. Ah, è quello di Melano? Michael, ma sai che giocava come in San Giacomo? Questo era matto, cazzo. No, ma il peggio stuccato, che una volta non era così. Una volta era fava. guarda se c'è qualcosa. Ugo! Oddio. Devo chiedere se devo fermare ad ogni tempo. No, fai tutto continuato. Così risparmio batteria. Controlla se c'è, controlla se c'è qualcuno che si aspetta. Vai su YouTube, vai su YouTube. Deve verso già qualcuno. Dai, sì. Checco è sempre fuori dall'acqua. Ah no, era. Perché adesso che Non sbagliato, sono io. hanno messo che inizia alle 14:30. A breve ci sarà la presentazione delle squadre e il saluto agli spettatori Ai 30. molto numerosi qui alla piscina Bruno Bianchi. Uno spettatore che è lui. Andiamo a fare un po' di spettacolo. Creiamo un po' di... Non fare. Telecronaca. Non ci sta stato. Porco Diaz. Wow. Ugo! Siamo qui dalle Nadali Oh, guarda, c'è stato lo spettatore. Non si aprono di nuovo così se rifanno così la zona che noi sotto. Una bella partita anche con questo stadio estivo. C'è un mega torneo da... Io Giorgio. No, infatti devo camminare. No, lascia, è stretto. Guarda, perché non si fa più giocato? Ha naso spaccato. Oh, perché siamo in tre che guardiamo le live per più spettatori? No, c'è Io ho scritto, detto che inizia 10 minuti. ci sta scritto 3 ore e 25 minuti di HT. 3 ore e 25 minuti di HT. Wow. Guarda la chat. Puli,
vedete? 2 spettatori. Non ho lasciato. Ah, eh sì, si vede. Non ho lasciato. Mi è rimasto stop e la tolgo finché non inizia. Dovete scrivere. Non fa il passaggio. Guarda senza camera. No, è stoppato il suo cavo abbastanza. No, no, è rimesso. Esci, esci e rientri. Ah, ma io sono attaccato alla fede della casa. Hai fatto vuoi ripartire? fare? Pozzo, Muni, si vede stra bene. Pozzo, hai fatto ripartire? Sì, sì. Forza Muri. È sempre forza Pallanuoto Trieste. Forse è vero. A 1080p si vede bene. Sì, con la risoluzione al massimo. Ah, si vede stra bene. Sì, ho messo Si la vede bene? risoluzione al massimo, mi consuma il giga in 2 secondi. Ah, buono. Ah, io me lo riservo. La partita. Metti 1080 e vedi come vedi bene. Sì, ma tutti i giga possibili. Cazzi tuoi. Sì. Grande, evitiamo. Scusate. Diego. Adesso prende e ci vanno Oh, la su causa. 1080 comunque non mi va bene. Guarda Giorgio cosa dice. Guarda George. Uno 1080 e ci fa 10 pixel. No, abbiamo preso 94 sedie. Ma c'è uno più. Ah no, 240. Andiamo. A me non mi lascia uscire. Della ex prima. Perché ne abbiamo poi due sbocchi che raggiungono un cazzo. Perché di 14-15 non ci sei. Noi abbiamo una... Forte. Ma sto proprio. Forse si vede più neanche il mio. Ragazzi, come ci scrive ragazzi, te da girare c'era un poco. Certo, abbiamo il coso buttato. Sarà un drone. Ragazzi, Ma non si può registrare qui il drone. non puoi farlo. Deve avere uno è permesso. Due metti caso. Deve avere. Fra, ma sei stupido. Aspetta una multa. Deve essere permesso assicurazione. E metti che so Perché che. se ti cade in testa pieno il drone uscita. E dietro fa... No, se cade in testa qualcuno ti può denunciare. Tutto questo si Sì, Ma boh, ma secondo te ti denuncia? Sì, sì. Sì, che gli dice, si sente nella. Guarda che sei venuto in testa. Cristiano, Era autorizzazione. ci viene. Ragazzi, non devi farlo un po' più vicino, entro io in acqua con la Dopo questa partita ci sarà l'incontro valevole per il campionato Under 16 maschile tra Pallanuoto Trieste e Rangers Pallanuoto Vicenza. scherzo e Marazzo. Ci siamo. Ci siamo signori. Scherzo e Marazzo.
Cristian, ci siamo. Ma si sente? Oh, l'ultimo sta in piedi e poi Cristian si alza. Ora, non mi Non ha nemmeno schizzato. Chi è 14-15? Diego, Ecco, ho fatto le aspettative. Io dico... Io ti dico tripletta. Tripletta di che? A breve inizierà la presentazione del match Under 18 qui alla Bruno Bianchi di Trieste, a sfidarsi la Bruno di Trieste che si schiera con il numero 1 Costantino Cattarini, numero 2 Cernecca, Max Cernecca, numero 3 Francesco Casavola, con il numero 4 Cavalic Giacomo, Cavalic Giacomo, con il numero 5 Casavola Alessandro, Casavola, con il numero 6 Liprandi Riccardo, con il numero 7 Nider Leonardo, numero 8 Luca Fatovic, no scusate, ancora Pavic, numero 9 Federico Fumo, numero 10 Licillo Gaetano, numero 11 Fatovic Luca, numero 12 Villan Sasha, numero 13 Belletti Pietro, numero 14 Zavatin, De Simone Andrea, numero 15 Zavatin Francesco, allenatore Ugo Marinelli, dirigente accompagnatore Casavola Nico. a breve rappresentazione. I ragazzi si stanno raggruppando con l'arbitro per i normali controlli pre-gara. Forse metterlo sulla... Ovviamente la Prono di Trieste inizierà ad attaccare da sinistra verso destra Mentre la calottina bianca, mentre il Brescia in calottina nera inizierà ad attaccare da destra verso sinistra. Squadre ancora raggruppate prima della presentazione. Però ci dovrebbe essere la rosa. Cagare il sito. Vabbè, come sul nostro c'è scritto tutto. Sembra che non ci sono. Mettiamo news. Allora inizia la presentazione. Inizia la presentazione delle due squadre. No, non si vede niente. Vabbè, si sta dietro. Ecco qua le squadre sono partite per lo schieramento della presentazione. squadra verso destra Pallanuoto Trieste, squadra verso sinistra AN Brescia. Arbitro dell'incontro il signor Doro. Lollo. Le due squadre schierate. La N Brescia è tuttora seconda della classifica. Le due squadre si danno rispettivamente la mano per aver essersi schierate davanti al numeroso pubblico oggi della Bruno Bianchi che vede parecchie spettatori. Allora un piccolo riepilogo: la Bruno Trieste è prima in classifica con 18 punti dopo 6 piene partite, vittorie, pieni punti.
mentre Brescia a N Brescia una sconfitta contro il Como Nuoto in casa del Como per 8-7 è secondo, quindi a meno 3 punti, quindi la squadra di Ugo Marinelli può andare subito al primo distacco per più 6 sulla squadra lombarda. Allora, riuniti per il saluto. Forza ragazzi, forza ragazzi, forza Andiamo Pallanuoto a Trieste. Ricordo un'altra volta, a seguire partita Under 16 tra Pallanuoto Trieste e Rangers Vicenza. sempre qui da Bruno Bianchi. È sempre qui in diretta sulla Pallanuoto Trieste. Iniziano in calottina bianca per il Trieste i titolari. Numero 1 Costantino Catarino Cattarini, numero con il 2 numero 2 con il numero 8 Francesco Casavola, con il Numero numero 3 Pavic Nicola, con il numero 10 Gaetano Micillo, numero 7 Nider, numero 6 6 Riccardo Librandi Librandi e il numero 9 Federico Fumo. Tutti pronti? Da segnalare il numero 5 della N Brescia, Foresti Matteo, un giocatore molto bravo, molto tecnico da tenere sott'occhio. sarà un match veramente duro, che per due squadre che ne capiscono di pallanuoto sarà veramente forse il match più equilibrato. importante, più equilibrato di questo match. Di questo Allenatore girone, della di N questo Brescia, il signor Enrico Oliva. Quanti abbiamo 4 spettatori? Io girone. non ero io. Tutto pronto, l'arbitro si dispone per dare la palla al centro. Dai il via. Fischia, parte lo sprint. Primo. Centro, vince Federico Fumo. Numero 9 del Trieste. Ragazzi, la nazionale italiana. Alzi di centro. Fallo semplice su Fumo. Palla rubata. Riparte il Brescia molto rapidamente. Attenzione, c'è contropiede. Ed è subito davanti alla porta e c'è gol del Brescia, numero 3 in carottina nera. Ottimo gol in ripartenza. Il numero 3 del Brescia. Brescia che pressing. Tutto campo. Palla al centro, recuperata dalla difesa del Brescia. Passaggio dato un po' male, po' imperfetto, diciamo. In anticipo ruba appunto il difensore, ora il Brescia è di nuovo in attacco. A 7 minuti del Palla primo centro. tempo. Tiro Palomba che si spegne sulla traversa, Palomba Sulla più parte alta del alta. previsto. Palomba più alta del buon previsto. tiro. che non scende abbastanza per staccarsi in aria. Tiro che ci ha dato momenti di sollievo.
e scarica su Micillo. Micillo, tiro centrale parato dal portiere ed è in controfuga il Brescia. Serve farlo semplice il Brescia. 20 secondi di possesso di attacco, palla al centro che va col tiro sopra la traversa difesa da Cattarini. Può ripartire il Trieste. Palla ancora il portiere, Chiama uomo, ma arriva lì. non funziona il tempo, Leader avanza con la palla in mano. Fallo semplice. No, diventa cieco adesso. Dopo che ho visto la Carica Micillo. su Micillo. Cioè viene fermato il gioco per un problema al tempo ai 30 secondi che non sono partiti, saranno probabilmente un attimo spenti. L'arbitro richiama la palla a sé per controllare un avvio di gara un po' movimentato per la formazione giuliana, che adesso dovrà stringere i denti e portarsi a casa questa partita. Forza Muli. palla viene ridata con 10 secondi di possesso al Trieste. Pavic va col Al tiro poco sopra l'incrocio. che sfiora, mi ha detto il compagno, sfiora l'incrocio. Mette la palla e Palla scivolata. recupera Leonider e può andare in controfuga. Trieste. C'ho 8 secondi ancora di possesso. Fumo. C'è l'espulsione in calottina nera Numero 8. del numero 8 ed è uomo in più, superiorità per il Trieste. Il cui nome è sconosciuto. Giro palla veloce. Nicola Pavic che va alla conclusione e trova l'angolo sinistro basso del portiere e Pareggio. insacca all'1-1 a 4:44 del primo tempo. Entrano in campo Casavola, Cernecca e Kavalic. Ed escono Nieder, Casavola Casavola e e Fumo. entrata da parte del Brescia, Pressing in anticipo della Presa da- Pallanuoto Trieste. da parte di Kavalic che non posso dire fallo semplice. Viene servita la palla al centro, ma finisce il tempo. Può ripartire così il Trieste. C'è la superiorità numerica, espulso con il numero 4, calottina nera. Si sentono le urla di Costantino Cattarini. E di Ugo Marinelli. Micillo va alla conclusione, Murata
E riparte così il Brescia. Cori anche dei tifosi del Brescia presenti, E non pochi qua. pochi qui alla Occhio! Viene rubato il pallone da parte di Pavic che sfila il pallone e lo recupera. Come dicevamo prima, presenti anche numerosi tifosi del Brescia, probabilmente genitori venuti a sostenere i propri ragazzi. andate a visitare anche una città molto bella come Minuto 3 Pavic che avanza, Pavic ancora serve il pallone al centro. controfallo da parte di Cernecca. Cernecca, viene dato il controfallo al centro Boatristino. Minuto 3 e 0-0 del primo tempo. 1-1. Brescia con un po' di vantaggio. Va avanti, viene fischiato il fallo Palla semplice. semplice. Viene fischiata l'espulsione del numero 5 in carottina bianca, Alessandro Casavola. Savola. Come dicevamo, prima espulsione della Pallanuoto Trieste. Giro palla lento da parte del Brescia che va col tiro. Gran parata da parte del portiere Catrini. Ancora 20 secondi. Alla fine. E c'è però il tiro Il numero 12. da parte del numero 12 bresciano. 12 bresciano. Superiorità Sul primo peccato palo. perché Caterini para, ma il pallone entra lo stesso ed è 2-1 per il Brescia. Scarica su Pavic. Alla centro per Max Cernecca. Uomo in più per C'è la... l'espulsione, uomo in più. Espulso con il numero 7 in carottina nera. Superiorità numerica per il Trieste. Può trovare il pareggio. E c'è il tiro al volo da parte di Prandi. Fallo semplice. Di Prandi, finta come il passaggio, Casavola, Alessandro Primo palo. palo esterno, arbitro che assegna i 2 metri. Intanto c'è la parità, numerica, entra in campo il giocatore numero 6. Pavic che prende palla. Trova C'è il il fallo centro, c'è il semplice. centro. 23 secondi. Pressing del Brescia in questo momento, sì. È andata una palla agli Prandi che riesce a guadagnare un Solo fallo fallo semplice. semplice. Alla centro, Alla ma centro, ma- gestita male da Max Cernecca. Difensore che recupera il pallone. Brescia che va in contropiede con un leggero vantaggio. Secondi dalla fine dell'azione del Brescia. 1 minuto. Palla recuperata da parte di ancora Pavic. 50 secondi Alla fine del primo tempo. alla Trieste. Entrate di Pavic che riceve palla con un fallo semplice. Smarcato di Prandi che tira il volo e prende la traversa. Un tiro a rimbalzo, 27 secondi. Gran peccato perché il portiere del Brescia era praticamente battuto. C'era piccola superiorità da parte del Brescia
che cerca un'azione potenziale da rigore. 8 secondi alla fine del primo quarto. Palla Pavic, 5 secondi, cercherà il tiro. Fallo che non viene dato. Finisce così il primo tempo per 2-1 per il Brescia. Allora che cazzo fanno? Brawl? È in pausa? No, però non capisco perché mi ha diviso. Cosa fa? Prende il secondo tempo. Inizia il secondo tempo. Sprint vinto da Fumo Federico. Fallo contro. Brescia che riparte il contropiede, ma svantaggiati dalla scrutà numerica del Trieste. E viene fischiato il controfallo per palla sotto. E qua si fanno sentire i tifosi del Brescia. Si fa sentire. Contestano i tifosi del Brescia per il fischio arbitrale. Bresciani però che non ripubblicano in campo. Zitto. Sì, infatti sono state abbastanza timide le proteste da parte dei giocatori in campo. Viene per ora dato forse quasi un po' per compensare. Fallo contro In Trieste. parte il Brescia. Viene dato un fallo semplice. Sui 2 metri. Gli 8 metri. Prova la conclusione. Palo. Sulla linea del gol, ma non entra. Agli 8 metri. Gran conclusione, ma c'è in controfuga Fatovic. Patic che era da solo davanti alla porta, Fatovic. ma troppo lontano dai compagni. Un po' graziato qua il Trieste. Una bella conclusione. Palo. Poi si spegne sulla linea. Controfallo fischiato per Casavola, che non è d'accordo. L'allenatore lo invita a ritornare. Casavola che ripubblica l'arbitro. Che Repubblica? In testa. Repubblica, cos'è? Repubblica. E c'è il tiro. Cattarini c'è. Sporcato un po' da Fatovic. Riparte il Trieste sempre 2-1.
Ci scusiamo per aver diviso il risultato, ma è stato un problema col punteggio. Comunque perde la palla. Azione che si spegne. Finisce il tempo. Brescia che allora può ripartire con più tranquillità. 8 secondi alla fine dell'azione e viene fischiato il rigore. Rigore totalmente giusto fischiato, a parer mio, sì, giusto. Allora tu mi spieghi, se uno davanti al porta là non fa gol, Ma se uno glielo tocca rigore. c'erano due più Costa. Costa non c'entra, Costa e Aria per il rigore. Tiro del numero 11 in carottina blu. Dell'arbitro. Il mancino 11 in carottina nera si incarica del tiro. Fischia l'arbitro, traversa. E c'è la traversa. Forse è deviato da Cattarini. In partenza del Trieste. E può ripartire il Trieste. bravo Costa. Applauso a Costa. Costa. E poi però l'arbitro un po'. L'arbitro non vede cosa succede in acqua. Avanza Nieder. Miracolo tiro. Bloccato dal difensore. Casavola con 2 espulsioni. Va a murare il tiro di Nieder. Brescia che riparte in velocità. 12 va alla conclusione e c'è la Cattarini parata che para col braccio destro. gran parata di Cattarini che si eleva e leva il pallone dalla porta. Scarica a Fumo, numero 9. Azione un po' più lenta del Trieste che di Prandi sulla linea dei 7 metri Scivola. col tiro ma murato. respinto da un Brescia che concede molto poco. Con un'ottima difesa. Azione che si rallenta un po'. C'è l'entrata, occhio a non regalare. Fallo semplice, numero 5. 5 secondi alla fine. Cerca il fallo, probabilmente andrà alla conclusione. Alza il tiro, parato. Ma espulsione da parte di Nieder, troppo vicino dal fallo Viene semplice. dato il Terza espulsione del Trieste. 2 di Alessandro Casavola e 1 di Nieder. superiorità numerica, quindi 10 secondi dalla fine dell'azione del Brescia va col che tiro, va a parare. prende Cattarini con una gran parata. C'era un Casavola cambio volante. esce. Costantini trova Fatovic, ancora Fatovic. E c'è l'uomo in più? No, Probabilmente simultanea. Numero 6 del Trieste, Liprandi. E il numero 11 del Mancino, il numero 11 del Brescia. Simultanea. Attimo di pausa. allenatore del Arbitro in Brescia. giuria che adesso ritorna. Allenatore del Brescia infuriato con i suoi allievi. Trova la palla per Casavola che prova una volée sopra l'incrocio. Riparte il Brescia.
giocatori che sono rientrati dal pozzetto. Nel Trieste 2 espulsioni per Alessandro Casavola, una per Liprandi e una per Nieder. Palla al centro del Brescia, palla Cillo. semplice, fischiato. Tiro che però Sotto il braccio di Cattarini. Catterini che si è alzato così tanto, Forse è troppo per questo tiro. ma il tiro va proprio sotto il suo braccio. Brescia che va sul 3-1. Primo break del match. Fa il Brescia a 2:41 di Totalmente gioco. recuperabile. Bisogna dire. Partita ancora lunga, forza ragazzi. Mai molar. Al prossimo gol. Oh, al prossimo gol. Così è il Trieste che continuano Non lo so, al a prossimo dare energia alla propria squadra. facciamo un Trieste al prossimo, dai. Prossimo gol, sì. Ciao. Grazie. Palla recuperata da parte del Brescia che, come abbiamo detto, concede poco ai Giuliani. Mentre il Brescia che mette a segno le 2 superiorità o le 3, non ricordo. Una era rigore. No, scusami. Palla al Alla centro, centro, ma contro controfallo. Devi andare per l'attacco del Trieste. Ciao Trieste, dai. Io il trust del Brescia. Che parlo? Se fossi del Brescia. In breve mi tocca fare fallo. 12 secondi di gioco ancora di possesso. Ma col tiro di fumo. Murato da difensore. Questa era espulsione però, era troppo vicino. Era stravicino. E forse qua è un'azione da rigore questa. E c'è il gol. Numero 5 del Brescia porta il 4-1. Come già anticipato, veramente un giocatore sontuoso. Stefano. Ci aspettiamo molte cose da lui in questo match. Poi però Era Gianni che sta. Trieste! 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 Abbiamo fatto noi 2. Il minuto è 8 della fine del secondo quarto. Dai, uno! Ma no, ma non. Forza ragazzi! Per Pavic! Ma la conclusione l'ha toccata! Marcato. L'ha toccata, Dove era finito il tempo. Pavic che si ritrova agli ultimi secondi della protezione. Secondo tempo che sta per andare ormai in archivio. 35 da giocare i secondi. 16 quelli rimasti per il Brescia. Al numero 3. Fallo semplice. Ma dentro 5. Conclusione che arriva, ma contratta da Cattarini. Ma che NPC? Palla recuperata e il tempo che ormai va finisce qui sul 4-1 per il Brescia.
Terzo sprint. Inizia il terzo tempo, ho vinto sprint di 2 Brescia. Partita molto combattuta da entrambi i lati. Cosa Muli? C'è l'uomo in meno. Francesco Casavola. Prima espulsione per Casavola, Francesco. E c'è la gran parata Cattarini. di Cattarini. Bravo Costa! Terzo tempo appena iniziato. C'è il tiro! Da casa sua! Da casa sua! Da casa sua! Trieste! Trieste! Che gol! Casa sua li prendi. Oh Tom, mamma mia, ma sei stupido. Zitto. Fra, ma non fanno manco un gol, cazzo, lo fanno i genitori. Che sei? Un po' di tifo, mamma mia. Tiro fenomenale. Ma dopo stringono il campo. No, questo è il campo. Questo devo stringere. Farò semplice. C'è il tiro, bloccato. Oh. Alla sotto. Alla Via, via, via. sotto. Ripartenza del Trieste con Nieder che riparte. Micillo. Micillo che la passa a Nieder. E fa una parata. Incredibile, a dir poco. Portiere veramente si allunga e fa una parata. Ragazzi del Brescia molto agguerriti, anche quelli del Trieste. Bravissimo qua Gaetano. Ottimo recupero. Fra Micillo che va a recuperare il pallone, dà la carica alla squadra. Riparte. Fischi dei tifosi. Sta parlando Trieste. 8 secondi. Che mamma mia, loro non fanno niente. Stupido. E c'è un po' di tifo anche qui là in casa. Anche voi da casa fate il tifo. Palla al Del centro. Brescia che non la sa gestire, ma espulsione da parte di Liprandi. Seconda di Liprandi. Nella seconda dei Prandi, però. Tiro! Va a segnare il Brescia. Numero 4 del Brescia che porta la squadra sul 5-2 più 3. Piccolo tifo di pochi secondi. Vai a parlare a quelli in consiglio di fare un po' di tifo. Oh, vado poi di tifo, bimbi di merda. Voglio dire. Vai.
secondi dalla fine dell'azione della Trieste. Casavola che va da solo, fa un tiro palo interno. Palo interno. Che sfiga però, Che sfiga, no? Che sfiga, signori. Palo interno. Scusiamo per i termini Il utilizzati. portiere. C'è anche l'espulsione. No, basta. Sì, dai. Rosso. È arrivato, dai. Max? Rosso dell'arbitro. Sì, dai. Rosso che. A Pierluigi Collina. Viene dato il rosso? Sì, dai. Metti replay. Collina, qua che da rosso. Beh, il rosso. Quest'arbitro ce l'ha a morte con noi, il secondo rosso che ci calcia. Anche con Max. No, no ragazzi, il rosso è giusto. L'arbitro comunque anche l'allenatore del Trieste. Deve avere il suo rispetto, ma qua sono ad alti livelli, mi sa. L'arbitro che ha pienamente ragione comunque ha pienamente ragione in questa decisione. D'altronde è lui che comanda, quindi non si può dire niente. La parola d'arbitro è sacra. Speriamo che i ragazzi possano almeno stare in bordo abbastanza vasca. tranquillo, in panchina. No, brutalità. Non è brutalità. Ah, ma sono 3 espulsioni. E c'è la gran parata che tiene a gara il Trieste ancora. Costantino, Cattarini e c'è il più. C'è il più. Dai, no, dammi una Ah, boh. No, gli è andato sui piedi. Dai, gli ha tirato calcio in faccia. Ma gli è andato sui piedi. Sì, boh, vai. Questo sarà rigore. E c'è gol. 6-2. 6-2. Brescia che ormai prende il VAR. È 6-2 più 4. Partita si può rimontare. Partita ancora lunga, bisogna usare testa e giocarsela. Io il Trieste proprio lontani dalla porta. C'è l'entrata. Ormai il tempo finito e qua viene. C'è stato un pugno in faccia da parte numero 7 su Francesco Casavola, ma l'arbitro non l'ha visto L'arbitro qui. o ha fatto finta di non vedere. È prosciutto sugli occhi. Però recupera il pallone Fumo. E questa finalmente è espulsione. Uomo in più. E c'è il più. Forza ragazzi, c'è il più 3. Dovrebbe essere una bella azione concreta questa. Forza! Vai Riccardo! Questo è rigore. Rigore di Giacomo Forza ragazzi! Brandi. Sul pressing, qui Fumo però recupera un pallone veramente. Un gran pallone. Va a tirare Fumo. Atleta della nazionale italiana under 16. Con tranquillità. Si prepara. Fumo, gol! Va il gol. Perfetto. Siamo a Trieste! Un rigore. Riccardo Lipra. No, Fumo. Sì, ma ha preso da Riccardo.
Ma un rigore lo trasforma veramente in modo eccellente. Federico Fumo. Piazza il numero 13 rosso. E l'andato. C'è il Diabulo, lo so. Mette la palla al centro, ogni cosa, e qua però signori l'arbitro veramente qua, dai, non si può, è un regalo che è veramente dato così. Brescia che tiro palla veloce a parte del Brescia va a che segnare. Questo è un bel Sull'altro azione, regalo bella da azione. parte. L'uomo in più gestito in maniera Ora magistrale. sul più 4 però. No, sul più 4, ma veramente. Regalare un'espulsione così. In un momento così delicato del match. In queste partite il giudizio dell'arbitro è fondamentale. Quindi se un arbitro commette un passo falso, molto probabilmente la partita è compromessa. Poi non deve essere una scusa, però noi continuiamo. Ovviamente non è una scusa. Meno 4, manca ancora 1:37 da giocare. Quella Bruno Bianchi. Forza ragazzi, il tempo c'è. E il sposta il pallone. Tempo che si sta per esaurire l'azione. Ma c'era Nida, cioè. Viene regalato qua un po', il pallone viene un po' buttato via. Guarda i Tristini, 1 minuto di gioco alla fine del terzo, un più 4 pesante, veramente pesante. Fallo semplice. Hai meno 4 secondi che scivola la palla, finisce col. Al centro il tempo finisce e ci sono qua, c'è il più da parte e di 40 Nieder. secondi C'è il leader sul più. di gioco. Nieder che riesce a prendere la palla. Forza ragazzi, buttiamola dentro. Pavic, palla con Pavic con un tiro sprecato. In questo momento è difficile anche per i giocatori. Possiamo riscaldarci anche sì. Ormai siamo a fine terzo tempo. I giocatori sono stanchi. Brescia che ovviamente non forza per non esporsi eventuali contropiedi. Ottima difesa. 7 secondi dall'espulsione lì però. Pavic con la palla in mano cerca di trattenerla, Finutio mano dal fallo, fa un tiro e viene parato. Finisce qui terzo tempo. Anche io ti lascio via. Come ti vedi con non c'è verso. Io lo vedo. Non fate coglioni qua. Mamma mia, che qua inquadri così giri, ok? Qua per aggiungere il gol. Questo è il Trieste, questo è il Brescia, ok? Sì. Poi metti stop quando è finito, premi stop, ok? E chiudi e lo devi. È muto? Hai capito qualcosa? Siediti. Hai capito? Io tutto bravo in questo. No, devo reggere quell'altra. Dai che cazzo. Vai, Castellino. Mi serve pausa. La faccio.
Ultimo tempo in fase d'inizio. Sprint Matteo Foresti contro Federico Fumo. Partiti. Palla per Brescia. Time out richiesto da coach Marinelli sul risultato di Brescia 3, Pallanuoto Trieste 3, Brescia 7. Cazzo, le calottine, ma sono stupidi. Vado io. Fai tu una cosa. Fai tu. Gliel'ho detto di prendere prima. Corri. Gol Trieste, numero 8, Francesco Casavola. Noi? Sì. Che hai segnato? Trieste. Mamma mia. Tu forse. A chi gliel'hai dato? Tom. Non è ancora finita, 7:27 alla fine della gara. 4-7 Brescia. Gol Brescia, 8-4. Dopo dobbiamo fare anche di quell'altro. Faccio con quello di Cosso. Quanto c'è di battuto? Rigore, Pallanuoto Trieste, provocato dal numero 8 in calottina blu e conquistato dal numero 9 Federico Fumo. Lo stesso Fumo va sul birillo dei 5 metri per battere il portiere bresciano.
Parte Fumo, rete. 8-5 Brescia. Espulsione, rigore causati dal numero 8 Francesco Casavola. Da quello che sembra. Momento molto concitato della gara, con un controfallo fischiato a mio parere in maniera ingiusta a Francesco Casavola e una fase molto concitata, non si sa. Nel momento concitato nessuno capisce niente. È molto difficile questo momento. Bene. Rigore per Brescia sul Birillo numero 5 Foresti Matteo. De Foresti contro Catarini. Foresti, rete. Con questo gol la N Brescia si porta su 9-5.
Rigore provocato dal numero 3 in calotina bianca. Sul birillo si appresta il numero 9 4 Bresciano. Parata di Catalino. Time out, coach Marinelli. Posso aumentare lo zoom? Non so. Dopo li metti tu. Vieni su. Gol Trieste, numero 3 Pavic Nicola. Punteggio 9-6. Brescia. Cartellino rosso numero Cosa ha fatto? 5, non so. 5 Matteo Foresti, perdita veramente molto buona per la formazione giuliana, brutalità. Dai, come gol posso farlo? Sì. E che altro ha preso trasmissione? Stanno facendo 3. J-Taz. Opportunità sprecata qua su Open più. Parata di Cattolica.
Guattarini, ma dopo il fischio, un altro dubbio fischio dell'arbitro. Controfallo, palla Trieste. Scivola il pallone, ma il pallone di nuovo per Trieste. Il pallone rigore per Trieste, provocato, conquistato da Max Cernecca, Calottina numero 2. Fumo, rete. 9-7, aperta di nuovo la partita. Giallo per allenatore Ugo Marinelli. Rigore per la pallanuoto Trieste che potrebbe portarsi sul 9-8. È espulso il test numero 13 in calotta azzurra. Entra il numero 1. Va Federico Fumo a tirare il rigore. Momento catartico dell'incontro. Andiamo. Fumo, tiro, parata, e rete. Qui si sentono le proteste di un tifoso del Brescia.
Maimolar. Oh, Brando! Corner per il Brescia. Ottima parata di Catarini. Ugo Marinelli chiama pressing. Uomo in più Brescia. Gol del Brescia, 10-8, partita finita. 3 secondi e 4 alla fine della gara. Partita finita. Finita la partita, AN Brescia vince sul campo di Trieste 10-8. A seguire Rangers Pallanuoto Vicenza contro Pallanuoto Trieste per il campionato Under 16 maschile. Una partita dai molteplici riscontri. Ci sono state diverse situazioni molto concitate nell'incontro, molti cartellini rossi, però questa è una sconfitta che fa male, però va ben così. Forza Pallanuoto Trieste. Yeah.